Chi ricorda la grande nevicata del 1985 alzi la mano. Tanti, per non dire tutti quelli che c'erano allora, hanno un ricordo legato a quell'evento che ha portato tantissima neve su tutto il Veneto. Bassano e il bassanese non fecero eccezione quando all'inizio di gennaio la colonnina di mercurio portò un brusco abbassamento delle temperature che diventò, con il passare dei giorni, il terreno fertile per le nevicate in arrivo. Poi, quando arrivò la neve, fece sul serio, trasformando anche la città del Ponte in una cartolina da favola. E così, attorno alla metà del mese, questa era la situazione che si presentava in città, con muri di neve a fianco delle strade e perfino qualche sciatore intento ad attraversare le piazze come se fossero una pista innevata in altopiano. Tutto intorno automobili che hanno segnato un'epoca ancora coperte di neve e una serie di ritratti di bassanesi che fanno vedere come siamo cambiati in 40 anni. Immagini che scaldano il cuore, girate all'epoca da Tony Zen e ora diventate un documento di qualcosa che difficilmente si vedrà in futuro. Immagini che sbloccano emozioni e ricordi in chi ha vissuto quei momenti a Bassano, nei paesi e nelle cittadine della Pedemontana o fra i boschi dei 7 comuni. Sembra ieri, invece è storia. Una storia che ne racconta tante di storie, piccole e grandi, pronte a uscire dai cassetti assieme a una foto scolorita o a un racconto commosso e divertito di quelli che hanno trovato un posto nel cuore e non lo lasceranno mai.